fuoco, terra, aria, acqua, i 4 elementi fondamentali. Fu nell'antichità che grandi pensatori come Anassimene di Mileto, Empedocle d'Agrigento e Pitagora di Samo individuarono in questi 4 elementi le fondamenta della nostra realtà. Elementi che ci sono indispensabili e familiari perché, da epoche immemorabili, fanno parte della vita quotidiana di ogni essere umano. Ma solo uno di questi elementi è parte integrante di noi: l'acqua, di cui il nostro corpo è composto fino al 65%. Per questo è necessario che l'acqua che beviamo e con cui veniamo in contatto sia la più salubre e pulita possibile. Come l'acqua del Veneto, la nostra acqua. Fortunatamente la nostra acqua è abbondante, perché il Veneto è terra d'acqua, una felice combinazione fra sorgenti, acque sotterranee, corsi d'acqua naturali, ma anche percorsi idrici artificiali creati dall'uomo fin dal Medioevo. Le sorgenti feltrine nel Bellunese alimentano l'acquedotto Schievenin. Fra salici, ontani e carpini, in uno spettacolare ambiente aspro e accidentato, scorrono maestose e potenti, convogliandosi nella vasta rete idrica del Basso Bellunese e del Trevigiano. Profonde e misteriose sono invece le grotte di Oliero, a valle dell'altopiano d'Asiago, dove l'acqua piovana si raccoglie, dopo millenni di paziente erosione, in azzurre cavità sotterranee punteggiate da stalattiti e stalagmiti. Da qui pompa l'acqua per l'altopiano la centrale idrica più potente d'Europa e pesca l'acquedotto che rifornisce il Bassanese e l'Alta Padovana. Sotterranee sono anche le acque di falda dell'oasi naturalistica di Villaverla, nel Vicentino, dove il prezioso liquido vitale impregna uno strato di ghiaia profondo sino a 140 metri. Un vero e proprio tesoro nascosto che è parte del sistema idrogeologico da cui attingono gli acquedotti di Padova e Vicenza. E poi il Po, il Bacchiglione, l'Adige, il Sile. Questi fiumi ci danno l'acqua di superficie, resa pulita e sicura da 18 centrali di potabilizzazione come quella di Boara Pisani, che rifornisce il Rodigino. E il Piave, fiume sacro alla patria, attraversa il Veneto, alimentando un vastissimo reticolo di canali per l'irrigazione della pianura e permettendo così anche di equilibrare il livello delle falde freatiche e di alimentare le risorgive del Sile. Da queste acque si approvvigionano importanti acquedotti del Trevigiano e della parte settentrionale della provincia di Venezia. Tutto ciò si traduce in 2000 punti di captazione, distribuiti per il 30% da sorgenti, per il 60% da pozzi e per il 10% da fiumi e laghi, che attraverso i 50.000 chilometri di 700 acquedotti erogano 700 miliardi di litri ogni anno. Una enorme quantità di acqua potabile che, distribuita da 16 gestori, rifornisce 4.600.000 utenti. 400 litri al giorno per ogni veneto. E tutta quest'acqua, la nostra acqua, che ogni giorno ci disseta, ci idrata e ci bagna, arriva pulita e sicura nelle nostre case soltanto dopo aver superato ogni tipo di controllo, dal momento della captazione fino all'erogazione dai rubinetti. L'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto e le aziende unitarie sanitarie locali ogni anno effettuano molte migliaia di campionamenti e oltre 200.000 analisi. A questi si aggiungono i controlli che eseguono i gestori. Insomma, poche acque sono monitorate così attentamente e costantemente come la nostra. Ecco perché possiamo essere sicuri che essa non contiene microrganismi sgraditi, né altre sostanze in quantità, concentrazione o persistenza tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute. Perché è la nostra acqua,
l'acqua del Veneto.